Buongiorno a tutti! Abbiamo giocato l'ultima partita e l'abbiamo persa per lag. Vediamo se adesso riusciamo a fare meglio. Cosa facciamo, Christian? Vai Andrea, sono nelle tue mani. Vuoi giocare la fatidica francese? Va bene, giochiamo alla francese. D5 pre-move, no? Sì, penso di sì. O se ti gioca un cavallo F3? D5 contro Ah, tutto. Forse tranne D5 sì. donne. Forse tranne donne e due. Ok, D5, no? ok, Pre-move. accettato. Secondo me si Accettato. gioca la spinta. Va bene. Ok. Si gioca la Ma spinta! sei felice quando ti giocano la spinta? Va bene, quindi C5, no? Sì? Adesso la mossa che presenteremo nel videocorso. Ah, il F3. Sciocchezza è. Giochiamo cavallo C6 per questioni didattiche, ma con C per Alfiere B5! Wow. Che C'è cos'è donna alfiere B6 B5? subito. No, gioco alfiere D7. Alfiere D7. Che cos'è alfiere B5? Cioè, sta scambiando il suo alfiere buono dalla francese. È vero, Alfiere è per vero. C6. Beh, adesso cioè, stiamo bene con entrambe le mosse. B Sì, per sì, C6 va bene. Anche sì. alfiere per C6 penso che dia un leggerissimo vantaggio. Ma non è male nemmeno giocare B per C6, Così poi poi giochi giocare C D per per D4 e c'hai Ma ancora anche alfiere C5. per C6 è buona. Il nero sta un pochino meglio, secondo me. Però giochiamo, non so, quella è uguale. Giochiamo B per Sì, C6. questa mi piace Abbiamo di un più. ottimo centro di pedoni. Adesso giocherà C3, Sì, su C3 catturiamo, no? Beh, no, penso che debba giocare così come sta giocando, probabilmente è meglio. E a quindi questo punto, lasci la tensione. Ok, ci lo gioco catturo. C per D4. No, questa è ottima. A questo punto potrei giocare C5, ma forse posso far passare prima il cavallo. Ok, No, questo è ottimo perché non riesce a creare un blocco sulle case scure. Sta giocando in modo un po' strano. è A questo veloce. punto gioco H6, Sì? su alfiere per E7, alfiere per E7. What? Ok, adesso penso, se non mi ricordo male, G5 sia Eh molto sì, interessante. sembra molto E forte. poi cavallo G3, H5. Bella, Se no, anche bella. cavallo F5 dovrebbe darci un piccolo vantaggio. Però, ok, visto che stiamo divertendoci, giochiamo così. Bella, ma sai che mi E che piace sta un mettendo i sacco? pezzi in modo molto strano. Cioè, adesso Ok. possiamo giocarli H5, H4, attaccare noi nell'ala di re. Bella, mi piace un sacco. What? Ok, ma non sta giocando Donna. straveloce? Potremmo giocare forse H5, però gioca donna per G5. E se facciamo Forse non prima guadagniamo il alfiere pezzo. 7? Gioca donna H5, allora noi possiamo giocare cavallo G7 e giocare H5 lo stesso. Giochiamo alfiere E7, no? Sì, donna H5 deve fare. Sì, però cavallo G7, poi H5. Sì. Posizione. Gioca sì, gioca in modo sta, deve ancora terminare lo Una sviluppo. posizione che rasenta i limiti dell'oscenità. È vero, è strano, Ha strano. messo tutti i Beh, c'è da dire che H6 G5 è una computazione un po' sofisticata che non sanno tutti. Wow. Beh, io H5 la giocherei. Sembra proprio di sì. Ma tra l'altro che caselle ha la sua donna? Deve andare in A4. Sì. Potrei giocare L'unica. H5, forse potrei giocare anche, forse anche donna B6 molto subdola. Donna B6. Wow. Wow. Attacca B2 varie idee, però ok, Ma questa Andrea, no. scusa, se ora giochiamo C5 noi, togliendogli tutte le case alla donna. No, sì, minacciamo di intrappolarla, però suppongo che prenderà contromisure, no? La sposterà da lì. Ma non può spostarla, no? Beh, giocherà a cavallo di 4, no? Per poi. Ah, ok, 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 ok. No, Però però posso se fai giocare. C5 non può giocare cavallo di 4. Ah, sì, no, giocherà a cavallo di 2, no? Per spostare la Ah, ok, donna. ok, ok, ok. È Comunque, che donna G5 B6, mi toglie mi donna toglie la B6, diagonale. donna B6 votata, votata. Beh, anche H5, donna 4, cavallo per G3, secondo me è al limite per lui, proprio al limite. La cattura. H5, donna 4, cavallo per Ok, G3, F per G3, donna B6,
E prendi Quindi subito giocare B2. re H1, G4 G4, wow. per aprire la colonna H, secondo me lì. Quindi lasci re al centro. Ma sta peggio il nostro re al centro o sta peggio il suo re sulla Ah, colonna sì, A? sì, sì, certo. Questa è una domanda E ci sono ragionevole. quei due alfieri lì che sono... Ma sì, giochiamo questa variante forzata, dai, Va giochiamo così. bene. Quindi Va. ora catturi l'alfiere. Sì, no, per aprire il re. Sì, perché potevo giocare anche donna B6 prima, no? Per fare il trucco. Cioè, donna B6 faceva il trucco e se lui Certo, gioca... Cioè, che minaccio H5 guadagnare l'alfiere. Però, vabbè, esatto. non facciamo trucchi, giochiamo così direttamente, che abbiamo la coppia degli alfieri, dobbiamo stare meglio. Donna B6, su re Scacco. H1, G4. B2 non ti Possiamo... interessa. Beh, è ovvio che mi interessa, no? Un pedone. Però magari abbiamo di meglio da fare. Su re H1 si mette sulla colonna H. RH2 è uguale? Beh, questa per... Wow, ma No, è che non perché? era... Ma alla fine è diventata... Alla fine... Ma perché ha eh, giocato così? non lo so, perché a volte quando sono sotto pressione... No, che alla fine era partita con il braccio in mente, alla fine ho giocato io. No, beh, ma è No, più è bello. che eravamo scazzati per la partita di... No, due partite, no? Completamente vinte e perse di tempo. È vero, L'ultima è per il vero, è lag, vero. no? Quindi non ci siamo neanche accorti. Vabbè, però penso che sia un bel esempio, no? Per chi vorrà poi vedere Certo, ti il va di corso. rivederla, Andrea? Ti va di... Certo, certo, certo. Quindi, non so se ho fatto bene, va bene Sì, così sì, sì, va benissimo, va o dai, benissimo. va bene. Quindi qua, no, Qui poi mi qua dicevi bisogna che cavallo F3... è una mossa brutta, bisogna giocare C3, no? Ok, Dove qua ti dicevo che adesso non sveleremo nulla, ma nel corso, che spero di completare presto, ma non giocheremo donna B6 per evitare questo gambetto che è che è alfiere forte. di 3, che era un gambetto classico perché prima non andava, e rimando alla nostra partita, all'ultimo bracciamente che abbiamo fatto con il bianco, questo era un gambetto classico che si chiama gambetto, non mi ricordo come si chiama, però ci per dire il gambetto classico, ma qua a Rocco con l'idea di non prendere i 4 e giocare torre 1 il gambetto Hector, la variante Hector ed è molto pericolosa per il nero. Anche Ok. se per esempio il motore di chess.com è ottimista per il nero, in realtà motori più forti non lo sono, è circa pari ma ti tirano tutti i pezzi, quindi noi giocheremo dell'altro, giocheremo un'altra linea interessante qui. E voi non so se voi in anticipo o preferisci aspettare il corso. Ma no, voglio Va aspettare bene, e sapere. giocheremo un'altra linea qua. Ok, No, ok, allora ok. su cavallo F3, no, qua ti ho detto in realtà cioè, posso già giocare C per D4, no? Però per motivi didattici ho giocato cavallo C6 perché ho detto non sia mai che gioca C3, magari è più utile, no? Ok, Trasporre nella linea principale. Però io ho giocato alfiere B5, che è brutta, no? E qua ho tante mosse buone. Posso prendere, cioè gli distruggo già il centro, sì, no? sì. Posso giocare donna B6, però ho giocato alfiere D7 anche perché volevo far vedere un tatticismo che non è proprio triangolare, ma io lo chiamo tatticismo triangolare. Se lui arrocca guadagni un pedone così. Bella, Perché se bella, prendi in E5 prendo in B5, se prendi bella, in bella, D7 uso lo stesso cavallo per prendere in bella, D7 e sto bella, meglio. bella, bella, bella. Quindi io ho giocato alfiere per C6 e qua entrambe le mosse, con entrambe le mosse stiamo un pochino meglio. Ma ho giocato B per C6 per prendere e qua stiamo meglio, anche C5, no? Però ho giocato così. Fiere G5, H6 e qua ti dicevo, bam, G5. Chi vuole giocare la Madonna, francese deve abituarsi a queste mosse, qua sta già meglio il nero. Qua, di fatto il motore dice già meno 2, meno 5 dice già. È un Madonna. vantaggio schiacciante qua. Sì, perché cioè, gli distruggo tutti i pezzi. Su donna H5 non riesce a creare un blocco. Qua perderebbe l'alfiere. E Sì, qua perde o l'alfiere o il cavallo. Game over. Quindi qua ha giocato H3. E che qua... Ah, va bene come ho giocato. Però guarda, donna B6 è interessante. eh sì, Perché, per esempio, se lui difende B3, gioco H5 e qua guadagno il pezzo perché è sì, inchiodato. sì, Ma sì. io l'ho scartata per alfiere H2. Ok, Però ecco, però ok, donna per B2 vince secondo Stockfish perché gli mangia tutti i pedoni. ok. Oppure Stockfish dice la tua mossa qua C5. E non so se l'intrappola la donna o Mm, l'intrappola la mm, donna. mm. Sì, l'intrappola la donna, no?
Forse tu dicevi cavallo di 2, esatto. Sì. Ah, però Stockfish mangia tutto e dice meno Ah, ok, 7. ok, ok, È che non ok. ha i pezzi messi in modo osceno, no? Effettivamente abbiamo. Sì, da dire. Ah, no, non può far uscire la torre. Sì, ma a me sembrava molto umana comunque la mia continuazione, forzata. Guarda, una 4 prendo. Cioè, non so, anche qua dice il motore che non è meno 7, ma è meno 4. Guarda, su torre F2 perde, su cavallo di 4 perde, attacco Sì, su devi togliere il montagna. re. Sì, però G4 e perde anche qui perché ho due alfieri G4. e su H per G. È vero che il pedone è in presa, ma gli sto dando matto, no? Praticamente qui. Eh sì, eh sì. Su cavallo H4 vinco e su re H2, su cavallo H2 guarda la sorpresa, due punti esclamativi al rotto e gli do matto. Oppure addirittura Stockfish vede che questo è vantaggio matto imparabile. Beh, Madonna, Madonna. è matto imparabile no, può ridare la donna, però Sì, sì, questo sì, 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 sì. sarebbe come avere un pezzo in meno e Sì, un sì, sì, pezzo e vabbè. tanti pedoni in meno, no? E invece No, in però partita? in partita. Ah, No, ok, in quindi ha messo partita. la donna proprio perché aveva Sì. visto che, In realtà era già no, diciamo... io penso che forse la continuazione migliore era giocare qualcosa di questo Sì, tipo. sì, 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 Però, cioè, gli mangio tutto, questo era quello che avevo visto. ho capito. Sì, 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 E deve sì. essere vinta perché prendo tre pedoni o l'attacco. Wow, wow. Però, sì. Interessante, no? Questa posizione. No, Bella. secondo me la francese è una bella apertura e la spinta è una delle aperture più ambiziose, ma si può anche andare a Sì. stare Diciamo che peggio. lui qui possiamo dire che ha perso la partita dall'apertura. Sì, sì, possiamo dirlo, sì, sì. Secondo me bisogna giocare le principali contro la francese, cioè se gioca la spinta deve giocarla bene, deve tenere il centro, no? Cioè se Sì, gioca la spinta prende spazio e poi, come diceva Ninzovic, mi sembra che tu avevi riproposto, no? Un'edizione di un sì, sì, libro di sì, Ninzovic, scritta... adesso sì, sì. che si può trovare su Sia Amazon, su, no? sì, su Mato Scacco su Su Matto Amazon anche. Scacco, che Ninzovic parlava anche lui, no, del vantaggio di spazio e che è una responsabilità, cioè uno deve essere in È vero. grado di mantenere il centro, perlomeno di un'occupazione pedonale, mantenere il controllo con i pedoni o con i pezzi. Ma così facendo, vedi che ha perso totalmente, cioè io qua posso prendere il centro, ho perso totalmente il controllo del centro e questi pezzi sembrano chiusi in una scatola Sì, e è vero. quindi alla fine ha perso. E, sì, Bello, bello, bello. Sembrava che non lo conoscesse. Che strano che hai voluto entrare in queste linee, vero? sì, però è bella, no? H6 G5 è Molto, bella, no? molto, molto, molto bello. Molto bella. Sì, io pensavo che questo fosse chiaro vantaggio. Sì, tra il chiaro e il decisivo, però non mi ero reso conto nel corso della partita che fosse un vantaggio così schiacciante come poi di fatto era. Bella, Anch'io. bella. Questa partita ha dato ancora più soddisfazioni delle scorse che abbiamo fatto con Braccio e Mente. Ragazzi, qui Andrea ci ha mostrato insomma tutta la sua sapienza, esperienza, preparazione e l'obiettivo di tutti è di arrivare a giocare con questa scioltezza e capire subito quali sono le mosse migliori in poco tempo e anche contro giocatori fortissimi. Andrea, grazie mille di questa dimostrazione Grazie a te. Ci e vediamo presto con altri video allora. aspettiamo il corso sulla Ah, francese. certamente, certamente. Oggi mi metto a registrare qualche ora di video. Grande, grazie mille. A presto. Ciao ciao, a presto.